Che c'ho davanti a me, Valeria? Autocarro. Un autocarro, perfetto. Quindi devo già, siccome io vado a 110 e lui va a 90, io lo prendo prima o poi, freccia a sinistra e comincio a controllare. Posso uscire? Sì. E va. Morbida con lo sterzo, Valeria, non stiamo nell'extra. Vai. Come rientro dal sorpasso dell'autocarro, mi raccomando, questo specchio mi dà pochi metri di distanza da lui. Andiamo a prendercelo come riferimento con lo specchio centrale. Ok. Quindi che faccio? Freccia a destra, sono arrivato da lui, pronta per rientrare. Quando è che rientro? Quando lo vedi completamente qua dentro. E ti spiego perché. Controlla pure da qua e mo da qua. Lo vedi qua dentro completamente? Sì. Entra. Qual è la differenza? Valeria qua sotto, se guarda a destra, che è corretto uguale, ma a lui gli ho dato 2,5 metri di distanza. Se lo vedo da qua sono circa 6 metri. È un cristiano del genere, viene da Milano a 90 all'ora, può distrarsi un secondo, no, per prendere qualcosa. Quindi non gli facciamo trovare la macchina sotto il muso dell'autocarro, ma più avanti.